settimana sulle strade venete, 3 persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti in provincia di Padova. La quarta vittima, un motociclista vicentino finito sotto un'auto. Ieri a Torre del Greco, suo paese natale, l'ultimo saluto a Mariarca Mennella, uccisa dall'ex marito a Musile di Piave. Chiesa gremita e le scuse del vice sindaco: non ti abbiamo protetta da quel mostro. Ladri in azione sabato notte nello studio a Erto di Mauro Corona. Lo scrittore avrebbe inseguito i malviventi armato di un'ascia. Il suo racconto. Venditori abusivi sempre più spregiudicati, rissa tra cittadini bengalesi sabato notte nel salotto di Venezia, Piazza San Marco trasformata in un campo di battaglia. Stroncato dall'infoma, malgrado il trapianto di midollo, a morire all'ospedale di Pieve di Cadore un giovane calciatore di 29 anni. Operazione antidroga dei carabinieri di Caorle. In manette sono finiti una mamma di 42 anni e il figlio di 19 accusati di spacciare droga ai turisti. Nozze VIP a Cortina, il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Jacopo Berti ha sposato la fidanzata Lavinia Palombini di Forza Italia. Al termine della cerimonia pranzo ad alta quota. Buon lunedì e ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano un'ampia pagina di cronaca a partire dal drammatico fine settimana sulle strade venete, a partire da 3 sinistri accaduti nel weekend sulle strade della provincia di Padova che hanno causato la morte di 3 persone. I particolari nel nostro servizio di apertura. È stato un fine settimana tragico sulle strade della Bassa Padovana, contraddistinto da gravi incidenti che hanno provocato 3 morti. A Sant'Angelo di Piove di Sacco, in località Vigorovea, ha perso la vita una 24enne. La giovane di origine ucraina, residente a Brugine, ha perso il controllo dell'automobile uscendo di strada attorno alle 5 di mattina di domenica. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto la giovane che, nonostante i tentativi di rianimazione del personale del SUEM 118, è stata dichiarata morta. Sul posto la polizia stradale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la donna, mentre percorreva la strada verso Padova, abbia perso il controllo dell'auto finendo nel fossato lungo la strada, dove è carambolata per fermarsi a ridosso del cancello d'ingresso di un'abitazione. A San Giorgio di Casalserugo ha perso la vita un 46enne di Conselve. L'uomo si trovava in sella alla sua motocicletta lungo la provinciale 3 che da Padova porta ad Anguillara Veneta. La moto si è scontrata con un guardrail poco prima di una rotonda attorno alla mezzanotte di domenica. Inutili i soccorsi, il conducente è morto sul colpo. Sul posto per i rilievi i carabinieri della stazione di Ponte San Nicolò. La terza vittima è un 40enne di Merlara che ha perso la vita in un incidente avvenuto in via Dolza nel tardo pomeriggio di domenica. La sua automobile è uscita di strada ribaltandosi. Nonostante i soccorsi, il personale del SUEM ha dovuto constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro. E purtroppo c'è un'altra vittima di questo fine settimana tragico sulle nostre strade. Ieri sera, poco prima della mezzanotte, incidente a Pozzoleone nel Vicentino tra un'auto e una moto. A perdere la vita un centauro, 64 anni, di Cassola, rimasto incastrato sotto l'auto. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre l'uomo, che è stato subito preso in cura dai sanitari del SUEM. Dopo essere stato stabilizzato, il motociclista è stato trasportato all'ospedale di Vicenza, dove però purtroppo è morto poco dopo a causa delle gravi ferite. Illeso il conducente della macchina, un 87enne. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso e per stabilire l'esatta dinamica del sinistro. Ultimo saluto ieri a Torre del Greco a Maria Archetta Mennella, uccisa dall'ex marito in un appartamento a Musile di Piave in provincia di Venezia. Ci racconta tutto in collegamento telefonico Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Buongiorno, come avete detto da studio, lutto cittadino e chiesa gremita all'inverosimile per l'ultimo saluto a Mariarca Mennella, la 38enne di Torre del Greco, uccisa 8 giorni fa a Musile di Piave dall'ex marito Antonio Ascione. Scusa se non abbiamo saputo proteggerti da quel mostro che si nascondeva dietro quell'amore che non può uccidere mai, ha detto la vice sindaco di Torre del Greco. Il parroco all'omelia ha lanciato un messaggio di solidarietà e un appello, una volta spenti i riflettori, a non lasciare soli i 2 figli della donna e la famiglia. Alle istituzioni la richiesta di impegno per la tutela della vita delle donne. Intanto giovedì prossimo a Musile di Piave ci sarà una fiaccolata in memoria di Maria Archetta Mennella. Chiedo a tutti
tutti di partecipare, ha detto il sindaco Silvia Susanna, che attraverso l'amministrazione ha organizzato il corteo per dire basta alla violenza sulle donne, per sensibilizzare il territorio sul grave problema della violenza domestica e di genere. Da Venezia è tutto, a voi. Una notizia di cronaca appena giunta in redazione, un incidente mortale sul lavoro accaduto pochi minuti fa a San Giorgio delle Pertiche. Un operaio è stato colpito da una scheggia che lo ha che gli ha trafitto il collo. L'uomo, un cittadino albanese di 24 anni, è morto sul colpo. Inutile ogni tentativo di soccorso da parte del SUEM. Naturalmente maggiori dettagli nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. La legittima difesa dello scrittore Mauro Corona è un'ascia. Con quella pare sabato notte abbia inseguito alcuni ragazzi che avevano sfondato la vetrata del suo studio a Erto, in provincia di Belluno. Sentiamo il suo racconto di quanto accaduto. Si è svegliato di soprassalto, manco fosse colpa del risuonare di un canto delle manere, e proprio brandendo un'ascia pare li abbia inseguiti per dare loro una bella lezione. Se li avessi presi li avrei ammazzati senza nessuna pietà, dichiara il Gazzettino. Mauro Corona, vittima di una bravata di ragazzi che hanno mandato in frantumi la vetrata del suo studio e tentato l'assalto al buon ritiro dello scrittore e scultore di Erto. È accaduto nella notte tra sabato e domenica, poco dopo le 3, quando l'autore è stato svegliato di colpo per il passaggio dei giovani sotto il portico. Sono i giorni del torneo di calcio che porta in paese molti ragazzi da fuori e che durante la notte, racconta lo scrittore, fanno bagordi dopo essersi dati a grandi bevute. 3 di questi hanno trafficato non poco fuori dal suo studio senza sapere che Corona stava passando lì, la notte, tra libri e sculture in legno. Ne hanno presa una di grandi dimensioni, con quella hanno sfondato la vetrata. A quel punto lui è scattato dal letto e li ha inseguiti. Una telecamera ha ripreso tutto. Ne ho visti 3, ma forse ce n'erano altri, hanno fatto disastri in tutto il paese quella notte, racconta Corona, che pare li abbia inseguiti armato di un'ascia. Ogni anno è così, quando c'è il torneo, conclude, non è il danno a disturbarmi, ma l'affronto, l'umiliazione e la vigliaccheria. Grave incidente a Ciardes, in provincia di Bolzano. Un bimbo di 4 anni, per cause ancora in via di accertamento, è precipitato in un pozzo da un'altezza di circa 4 metri, riportando gravi ferite all'addome e alla schiena. Subito soccorso dalla Croce Bianca di Naturno, il piccolo è stato trasferito d'urgenza al campo sportivo del centro della Val Venosta, dove ad attenderlo c'erano i sanitari e un elicottero che lo ha trasferito al San Maurizio di Bolzano. Le sue condizioni sarebbero gravi. Venditori abusivi sempre più spregiudicati, trasformando Piazza San Marco, il cuore di Venezia, in un campo di battaglia. Sentiamo che cosa è accaduto sabato notte. Sabato sera, una manciata di minuti a mezzanotte. Da salotto del mondo, Piazza San Marco si trasforma in arena per un regolamento di conti tra bande, come fossimo in una periferia degradata. Ad affrontarsi 2 opposte fazioni di bengalesi in lotta per il territorio dove esercitare la loro attività di venditori abusivi di cianfrusaglie. La violenza dello scontro è testimoniata da queste immagini girate col telefono da un veneziano di passaggio e, come sempre più spesso avviene, diventate virali in rete. Lo stesso autore del breve filmato è poi corso in cerca delle forze dell'ordine, rintracciando una pattuglia interforze che aveva visto passare di lì qualche istante prima. Al carabiniere e ai 2 lagunari che lo accompagnavano è bastato mostrare la loro presenza per far disperdere i contendenti, che hanno preso direzioni diverse in una fuga rapida e disordinata. I militari hanno acquisito le immagini del sistema di sorveglianza comunale che riprende H24 quella zona di Piazza San Marco e tenteranno di identificare tutti i presenti. Nessuno stupore per quello che è successo, commentano sconsolati gli ambulanti regolari che tutti i giorni lavorano in piazza. Litigi tra venditori abusivi non sono affatto rari. Siamo abituati a vederli mettersi le mani addosso per pochi euro. Purtroppo non sono un bel biglietto da visita per i turisti che quotidianamente assistono a queste scene. Restiamo nel veneziano con la cronaca, con quanto accaduto ad un 18enne rimasto gravemente ferito dopo essersi tuffato da un pontile a Jesolo, poco lontano da piazza Mazzini. Il giovane è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale All'Angelo di Mestre.
Si è sfiorata la tragedia nella notte fra sabato e domenica a Jesolo. Un ragazzo bellunese di 18 anni in vacanza con alcuni amici nella nota località balneare, dopo una serata di baldoria, si è tuffato da un pontile nel tratto di spiaggia davanti a Piazza Mazzini. Che gli fosse capitato qualcosa di grave l'hanno capito subito gli amici che con lui si erano buttati in acqua. Il ragazzo è riemerso in stato confusionale e dolorante al punto da non riuscire più a muoversi. La chiamata al 118 ha fatto arrivare in spiaggia i sanitari che, dopo aver stabilizzato il 18enne, l'hanno trasferito all'ospedale di Mestre. Il ragazzo è stato operato nella notte dall'equipe di neurologia coordinata dal primario del reparto, il dottor Franco Guida. La prognosi è riservata. Il giovane ha riportato un grave trauma cervicale e ora si attende con ansia l'evoluzione del decorso post-operatorio per la formulazione della diagnosi. Sono oramai una decina i casi di traumi causati da tuffi in acqua bassa trattati dagli ospedali del Veneziano dall'inizio dell'estate. A pochi giorni dall'avvio della stagione balneare, proprio da Jesolo era partito l'appello del primario del pronto soccorso, volto da un lato a sensibilizzare i giovani dalla pericolosità di tali bravate, dall'altro a incrementare i servizi di sorveglianza sull'arenile per prevenire simili gravi incidenti. Ora, assieme all'Ulse 4, anche le categorie economiche pensano ad una nuova intensa campagna di sensibilizzazione per evitare altre tragedie in tutta la costa veneziana. Stroncato dal linfoma nonostante il trapianto di midollo. A morire all'ospedale bellunese di Pieve di Cadore un giovane calciatore di sole 29 anni. Uno sportivo, un giovane nel pieno degli anni, stroncato in pochi mesi da un linfoma che lo aveva colpito all'inizio del 2016, contro il quale non c'è stato nulla da fare. Non ha avuto effetto nemmeno il trapianto di midollo osseo donato dal fratello maggiore. Pieve di Soligo dirà addio mercoledì pomeriggio ad Andrea Fornasier, 29 anni appena, un ragazzo semplice e generoso, appassionato di musica e di calcio. Non a caso in molti se lo ricordano tra i pali come portiere del Sernaglia. Diplomato all'Ipsia Pittoni di Conegliano, lavorava come magazziniere in un'azienda di tezze. Il cordoglio nel centro del quartiere del Piave e sui social network è vastissimo. Il tragico epilogo della malattia la notte tra sabato e domenica all'ospedale di Udine, dove Andrea era ricoverato. Accanto a lui il fratello e i genitori. I funerali saranno celebrati dopodomani alle 16 nel Duomo di Pieve di Soligo. Ancora cronaca dal Trevigiano, dramma ieri a Casale sul Sile, dove una giovane guardia giurata ha cercato di togliersi la vita. Lotta tra la vita e la morte in terapia intensiva, una guardia giurata di Casale sul Sile che ieri, poco dopo pranzo, ha cercato di togliersi la vita sparandosi un colpo di pistola alla tempia nel suo appartamento di via San Michele. Un gesto improvviso, inaspettato, quello del giovane di 29 anni. È stata la fidanzata a dare l'allarme, udito il colpo secco provenire dalla stanza accanto. Il vigilante era a terra, in un lago di sangue, ancora vivo. Il tempestivo intervento del SUE 118, arrivato in pochi minuti con l'elisoccorso e con un'ambulanza, ha permesso di stabilizzare il ragazzo e trasportarlo d'urgenza all'ospedale Cafoncello. Il 29enne è in rianimazione. La prognosi è strettamente riservata. In via San Michele anche i carabinieri che stanno ora cercando di capire cosa abbia spinto il giovane a tentare un gesto così estremo. Biglietti non ne sono stati trovati. Operazione antidroga dei carabinieri di Caorle che hanno arrestato madre e figlio. Lei 42 anni, lui 19, mamma e figlio, cittadini indiani, finiti entrambi in manette con l'accusa di spacciare droga ai turisti della Riviera Adriatica. E questo è l'epilogo di un'operazione dei carabinieri di Caorle partita dopo il sequestro di alcune dosi di eroina trovate addosso ad un uomo fermato durante un normale controllo nella località balneare veneziana. I militari sono risaliti alla donna e al ragazzo nella loro abitazione. Nonostante il tentativo della madre di disfarsi dello stupefacente, sono stati rinvenuti 80 grammi di eroina e 63 grammi di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione e al materiale necessario per il confezionamento. L'intera attività è stata condotta anche con il supporto di un'unità cinofila antidroga della polizia locale di Caorle. Su disposizione del pubblico ministero, Pier Umberto Ballerin, mamma e figlio sono stati condotti in carcere. Andiamo a Vicenza perché dopo gli episodi violenti dei giorni scorsi con le risse e gli accoltellamenti tra cittadini stranieri, prima a Campomarzo, poi a Parco Querini, oggi vertice in prefettura. Lo sta seguendo per noi Gabriella Basso, alla quale cedo subito la parola. Buongiorno Gabriella. Buongiorno da Vicenza, dove è in corso il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, dopo i fatti di sangue ripetutisi negli ultimi tempi in città.
che hanno visto protagonisti migranti, richiedenti asilo, accoltellamenti, risse finite a colpi di bottiglie rotte a Campomarzio a Parco Querini. Così non va, aveva detto il primo cittadino Achille Variati, che con prefetto, questore e le forze dell'ordine oggi all'interno del comitato dovranno trovare le soluzioni più idonee ad arginare un fenomeno che in città si fa sempre più preoccupante, allarmando i cittadini ormai esasperati. La richiesta delle opposizioni è la presenza dell'esercito a presidiare e sorvegliare la città, un'opzione che sarà vagliata, ha detto il primo cittadino, ma lui stesso punta a trovare soluzioni alternative. Per il momento è tutto, da Vicenza la linea torna allo studio. Buon lavoro a Gabriella Basso. Ora invece dovremmo avere in collegamento telefonico Guido Barbato, che sta seguendo per noi i controlli in corso proprio in questi minuti dei carabinieri a bordo dei mezzi pubblici di Padova, in particolare a bordo del tram. Buongiorno Guido, mi senti? Sì, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti. È proprio così, dalle prime luci dell'alba il Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova ha sguinzagliato sul territorio di tutta la provincia euganea almeno 100 carabinieri organizzati in pattuglie da 2 o da 3 componenti su autobus, tram cittadino e anche sul corriere che fanno il servizio extraurbano. Il servizio è stato rinforzato da oggi perché si stava svolgendo in maniera più discreta anche nelle settimane scorse, ma è stato potenziato alla luce anche del fatto che qualche giorno fa è stato eseguito un arresto di una persona molesta all'interno del tram appunto di Padova. Quindi il comandante provinciale Iasson ha messo i suoi uomini su tutte le linee sia di servizio urbano che extraurbano appunto del servizio pubblico. Si tratta quindi di un servizio che ha una funzione, è stato spiegato, principalmente preventiva. Per esempio nella giornata odierna fino ad ora non è ancora stato eseguito nessun arresto, nessuna denuncia o allontanato chiunque da uno dei mezzi controllati dai carabinieri. Il servizio si svolgerà anche in borghese, anche di sera, anche perché le linee notturne nel Padovano sono piuttosto rare, ma però ci sono quelle serali, e è un servizio che sarà di utilità anche per i conducenti dei mezzi pubblici. Le linee che verranno maggiormente tenute d'occhio sono quelle periferiche, che raggiungono le periferie della città di Padova, e in particolare le zone di Este e Abano Terme, la zona termale che in questo periodo è particolarmente frequentata dai turisti. Più avanti, con l'inizio dell'anno scolastico, verranno fatti salire anche i cani. Direi che i cani ovviamente a servizio dell'arma dei carabinieri. Direi che da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie anche a Guido Barbato. Adesso noi ci fermiamo, pochi minuti di pubblicità e poi altre notizie dal Veneto. A tra poco. Lo dico ad antenna. Officina bianca. Di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, grande festa sul Cansiglio ieri per i veneti nel mondo. Insieme al governatore Luca Zaia anche il cardinale Pietro Parolin, che ricordando l'epopea della nostra emigrazione ha detto a proposito dei profughi: sono nostri fratelli, ma non basta la generosità per l'integrazione. La nostra generosità non basta, bisogna regolare i flussi dei profughi perché la generosa accoglienza possa trasformarsi in integrazione. Dice così il braccio destro di Papa Francesco, il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, salito ieri al Cansiglio per parlare dinanzi a migliaia di veneti nel mondo. Ricordando l'epopea dei nostri migranti nel dopoguerra, Parolin ha invitato a non dimenticare i tanti immigrati che fuggono da morte certa. Sono nostri fratelli, ha detto celebrando la messa e stringendo le mani di chi decenni fa ha lasciato il Veneto per trovare un futuro migliore.
Sfilano i sindaci, come si vede da questo video di Pio Dalcin. Con loro il primo cittadino di Treviso Giovanni Manildo, che parla di dovere di accogliere. C'era anche il presidente del Veneto Luca Zaia, che ha stretto decine di mani e si è detto orgoglioso di quanti hanno lasciato la nostra terra per renderla grande nel mondo. Eccolo con i trevisani. Dei migranti, dopo le parole di Parolin, aggiunge: aiutarli a casa loro vuol dire accompagnarli e non abbandonarli. Matrimonio VIP a Cortina, a convolare a nozze il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Jacopo Berti e la figlia di un imprenditore nonché militante di Forza Italia. Matrimonio VIP per la politica regionale veneta, un sì ad alta quota pronunciato a Cortina d'Ampezzo che unisce il Movimento 5 Stelle a Forza Italia. Nella Basilica dei Santi Filippo e Giacomo il padovano Jacopo Berti, 33enne capogruppo del Movimento 5 Stelle in regione, ha sposato Lavinia Palombini, 24enne militante di Forza Italia, figlia di un imprenditore romano, balzata qualche anno fa alla ribalta delle cronache nazionali, tanto da essere oggetto di una nota ufficiale del partito nella quale un altro padovano, il senatore e avvocato Niccolò Ghedini, smentiva una liaison con Silvio Berlusconi. Dopo i sposi invitati si sono trasferiti a festeggiare in un rifugio a 1710 metri d'altezza ai piedi del monte Pogamagnon. Jacopo Berti, laureato in giurisprudenza, è anche un maestro di sci. Ieri per chi si trovava in spiaggia a Jesolo anche la sorpresa di una tartaruga marina apparsa tra i bagnanti. L'animale si è avvicinato alla spiaggia venendo subito notato dalle decine di persone, adulti e ragazzini, lo vedete nelle immagini, che stavano facendo il bagno nel punto in cui la tartaruga ha fatto capolino. Prima la curiosità, poi la solidarietà nei confronti dell'animale che è stato preso in custodia, messo in un contenitore con dell'acqua e affidato a chi di dovere. Il tutto sotto lo sguardo stupito dei bambini che grazie all'apparizione dell'animale hanno trascorso un pomeriggio al mare decisamente inusuale. È andata invece peggio ad una cucciolata di cagnolini che sono stati abbandonati, l'ennesimo brutto episodio di abbandono dell'estate. Domenica sera i vigili del fuoco sono stati allertati per il salvataggio di una cucciolata di cani gettati all'interno di una busta della spesa in un cassonetto dei rifiuti nel paese dell'ex latteria della frazione di Padola in Comelico Superiore. Siamo nel Bellunese. I vigili del fuoco, volontari del locale distaccamento e altri 2 operatori di Santo Stefano di Cadore hanno recuperato la busta, riuscendo però a salvare solo uno, eccolo qui, dei 7 cuccioli che dopo le prime cure dei pompieri è stato affidato al veterinario dell'USL. Vi ricordo la nostra rubrica, lo dico ad antenna: se avete problemi o disservizi che da soli non riuscite a risolvere, mandate un messaggio oppure chiamate la nostra redazione. Potete farlo inviando un sms o WhatsApp al 351 1755 340 oppure scrivendo una mail a redazione@antenna3.it e ancora lasciando un messaggio alla nostra segreteria telefonica. Il numero lo vedete sempre, lo 0422 0230-898. Saremo al vostro fianco per risolvere piccoli o grandi problemi. E poi vi ricordo invece l'appuntamento con la nostra programmazione. Anche questa sera torna puntuale 20:10, ospite in studio questa sera ci sarà Alessandro Bonet, presidente di Piave Servizi. Con lui si parlerà del problema che sta caratterizzando questa caldissima estate 2017, ovvero quello della siccità. Adesso invece, a proposito di temperature tropicali, vediamo che tempo ci aspetta nelle prossime ore sulle nostre regioni, dando la linea al meteo. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. Nell'ultimo giorno del mese Caronte cederà il posto al terribile anticiclone Lucifero e sarà sole e caldo davvero infernale sul nostro paese. In particolare sul Veneto avremo una splendida giornata di sole su tutte le province e caldo in aumento, come detto, con temperature massime che risulteranno essere comprese tra i 30 e i 37 gradi, valori notturni attesi invece intorno ai 18-23 gradi circa.
Poche novità se ci spostiamo a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo una splendida giornata soleggiata e stabile su tutti i settori. Temperature massime comprese tra i 30 e i 34 gradi, valori notturni attesi intorno ai 20-21 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole e bel tempo ovunque, come ci mostra la nostra grafica. Temperature massime ancora più calde, comprese tra i 34 e i 37 gradi, valori notturni intorno ai 18-19 gradi. Il mare sarà generalmente quasi calmo, i venti deboli e orientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. Ed è tutto anche per questa prima edizione dei nostri telegiornali. Vi ricordo gli appuntamenti serali con le notizie di Antenna 3 a partire dalle 18:30 con l'edizione del Veneto, a seguire quella di Venezia e poi alle 19:30 tutte le notizie da Treviso e provincia. Io intanto vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.